Il 26 febbraio inizia con una bella notizia: il Ministero della Salute ha decretato quali sono le sanità migliori, anche le peggiori d'Italia. Quindi in questa classifica, con sorpresa, ma non tanto sorpresa, diciamolo fino in fondo, ne viene fuori che la prima sanità d'Italia è la Regione Veneto. E quindi un ringraziamento ai 64.000 operatori, dei quali ovviamente in prima linea i nostri 12.000 medici, tutti gli infermieri, gli operatori sociosanitari, il mondo degli amministrativi, tutti coloro che lavorano per la sanità. E penso che questa sia la dimostrazione di un grande lavoro di squadra. Ci abbiamo creduto, continuiamo a crederci, ma soprattutto anche continuiamo a investire, visto e considerato che questa sanità del Veneto, che oggi è prima a livello nazionale nelle classifiche nazionali del Ministero della Salute, è una sanità che eroga ogni anno 80 milioni di prestazioni sanitarie, è una sanità che ha 2 milioni di accessi a pronto soccorso, è una sanità che mediamente ha circa 9.000 ricoverati al giorno, è una sanità che comunque esprime un sacco di belle eccellenze. Direi che questo è merito di tutti coloro che lavorano, che ci hanno creduto, e soprattutto nell'interesse dei cittadini.